Ringrazio anche, visto che sarà il nostro chairman questa mattina, Giovanna Gambacurta, che è qui non solo come professoressa di etruscologia di Ca' Foscari di Venezia, ma anche come presidente della sezione Etruria Padana Italia Settentrionale dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici, che ha dato il patrocinio a tutta l'iniziativa, sia la giornata di oggi che la mostra, per cui di questo la ringrazio molto. Forse su. Buongiorno a tutti, è un grandissimo piacere essere qui oggi, anche con questo ruolo che mi è stato assegnato, un ruolo, come dire, in cui dovrò essere anche un pochino severa sul rispetto dei tempi, che è una necessità nei convegni indispensabile affinché tutto fili liscio, diciamo così, ognuno abbia un corretto tempo a disposizione. Sono particolarmente felice di questa iniziativa per la mostra e per la giornata, sia per il legame che ho con Montebelluna e con il suo museo, che è stata una delle tappe, per quanto limitata, della mia carriera e della mia vita personale e scientifica, e quindi è un posto a cui sono legatissima, e naturalmente anche per quello che questo ha rappresentato per questa nuova sezione dell'Istituto di Studi Etruschi, che vuole coordinare i lavori sull'età del ferro del mondo non solo etrusco ma anche italico dell'Italia settentrionale. Quindi per tanti motivi, diciamo, mi sembra che oggi sia una giornata importantissima, e voglio comunicarlo non solo al pubblico scientifico ma anche alle persone della comunità e della cittadinanza. E quindi io do la parola in primo luogo a Emanuela Gilli, Carla Pirazzini e Benedetta Prosdocimi, che ci parleranno proprio degli scavi della necropoli preromana a Posmonvia e Cimamandria tra tutela e valorizzazione. Il progetto, che ha portato alla mostra Fabule e a tutte le attività ad essa collegate, nasce dalla volontà di restituire al pubblico l'importante patrimonio archeologico costituito non solo dalle due spettacolari situle figurate rinvenute a Montebelluna rispettivamente nel 2002 e nel 2012, ma anche dal contesto archeologico da cui provengono, vale a dire la necropoli di Posmon via Cimamandria, che da 20 anni Soprintendenza e Museo si impegnano a tutelare, catalogare e studiare, e che si vuole appunto ora valorizzare in forme apprezzabili dal pubblico e dagli studiosi. Il progetto nasce quindi grazie alla sinergia tra gli enti coinvolti nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio, come abbiamo già abbondantemente precisato durante i saluti. La Soprintendenza archeologica, che dall'inizio degli scavi a Posmon ha curato la direzione scientifica, il restauro di alcuni corredi nel laboratorio di Padova e la supervisione tecnico-scientifica del restauro di tutti i reperti; il Comune di Montebelluna, che con il suo museo civico garantisce la conservazione e la valorizzazione dei reperti dopo averne sostenuto il restauro, l'inventariazione e la schedatura, grazie al contributo finanziario regionale e alla supervisione della Soprintendenza. Il Museo Nazionale a Testino, afferente alla Direzione Regionale Musei Nazionali del Veneto, che ha curato direttamente il restauro della situla figurata rinvenuta nel 2012 e del suo corredo, grazie all'esperienza acquisita su simili materiali attestini. Abbiamo già citato il nostro caro collega Stefano Buson, che ha appunto personalmente curato il restauro di questo corredo. Le istituzioni citate sono state coadiuvate da un eccezionale team di studiose e studiosi che hanno collaborato alle diverse azioni del progetto e che interverranno questa mattina. La conclusione del restauro presso il Museo Nazionale a Testino della nuova situla figurata di Montebelluna ha dato avvio alla prima azione di valorizzazione.
Per mettere in risalto il ruolo del museo a Testino nella tradizione di studio di questi manufatti e permettere il confronto diretto con la Situla Benvenuti, la capostipite di questa tipologia di vasi, come abbiamo detto prima, tra marzo e agosto 2024 a Este è stata allestita una piccola esposizione temporanea della Situla rinvenuta a Montebelluna nel 2012 con il suo corredo. Si tratta della tomba 5 di via Cimamandria, proprio nella sala dedicata alle necropoli dell'età del ferro. I reperti sono stati poi riconsegnati al Museo Civico di Montebelluna per permettere questa volta la realizzazione di una mostra più articolata, in cui esporre per la prima volta i 2 corredi con situla figurata. Al museo era già esposto dal 2014 il corredo rinvenuto nel 2002 nella tomba 244 di via Cimamandria e contestualizzarli nell'ambito della necropoli di Posemon, dando così conto alla cittadinanza e ai visitatori del lavoro fatto negli ultimi 20 anni. Il 16 novembre 2024 al Museo Civico di Montebelluna è stata quindi inaugurata la mostra Fabule, conclusasi domenica scorsa, in cui le due situle istoriate per la prima volta riunite si sono rivelate uno strumento potente per avvicinare le persone al patrimonio archeologico, grazie anche alle chiavi di lettura e alle soluzioni museografiche dell'allestimento che si è avvalso dell'esperienza dello staff scientifico e tecnico del museo, coadiuvato dal comitato scientifico della mostra. L'allestimento rappresenta senz'altro un'azione di valorizzazione del patrimonio archeologico locale, ma anche di tutela attraverso la sensibilizzazione della comunità. Ed è qui che si sottolinea l'importante ruolo dei musei civici nel collegamento tra le istituzioni ministeriali e i territori. Questo è un concetto che sottolineo in pieno perché appunto vediamo come funzionano bene le cose quando un museo civico è presente nel territorio, o anche un museo nazionale, perché per carità, adesso parlo dei musei civici perché ci hanno divisi, le riforme ci hanno divisi, però un museo in un centro, sia grande o piccolo, fa la differenza, e un museo ben gestito fa la differenza anche come comunicazione e come presenza nel territorio, perché la gente giustamente viene coinvolta in attività e in lavori che altrimenti rimangono chiusi nei nostri uffici, relegati nei magazzini. A questo proposito, ritornando a Fabule, ricordiamo il coinvolgimento degli abitanti di via Cimamandria nel processo di realizzazione della mostra, nell'ambito di un percorso di archeologia pubblica partecipativa condotto dal Museo di Montebelluna insieme al Museo di Geografia dell'Università degli Studi di Padova. Veniamo ora alla storia degli studi della necropoli di Posemon. La necropoli di via Cimamandria fa parte di una più ampia area funeraria posta a ovest dell'abitato di Montebelluna, nel quartiere di Posemon. Insieme al nucleo orientale di Santa Maria in Colle, costituisce il comparto delle necropoli in uso dalla prima età del ferro fino all'età romana. Per entrambi i nuclei il periodo di maggiore sviluppo si colloca nel VI secolo a.C. fino almeno alla fine del V, con un netto diradamento a partire dal IV secolo fino all'età romana. L'esistenza delle due aree era già attestata dalla metà dell'Ottocento grazie a numerosi rinvenimenti occasionali, ma fu approfondita nei decenni centrali del Novecento a seguito di scavi condotti dalla Soprintendenza archeologica che consentirono la costituzione di una buona parte delle collezioni del museo. La realizzazione della lottizzazione in via Cimamandria a partire dal 2001 ha determinato un fondamentale arricchimento delle conoscenze sulla necropoli, grazie al rilevante numero di sepolture recuperate attraverso criteri stratigrafici aggiornati e moderne metodologie. I contesti tombali sono stati prelevati e scavati in laboratorio con tempistiche e tecniche adeguate alla complessità degli interventi. Tra 2001 e 2014, nei 6 lotti indagati in via Cimamandria, sono state recuperate circa 385 sepolture, come ci diceva l'assessore prima, databili tra la seconda metà del VII secolo a.C. e la prima età romana imperiale. La prima situla decorata di Montebelluna, appartenente alla tomba 244, è stata rinvenuta nel 2002, mentre la seconda, dalla tomba 5, proviene da uno scavo condotto tra il 2012 e il 2014. Per quanto riguarda lo sviluppo della necropoli, a una primissima fase nel VII secolo a.C., in cui le tombe risultano poco numerose e isolate, segue, a partire dall'inizio del VI secolo,
un'organizzazione della necropoli in tumuli che raggruppano più sepolture appartenenti a individui collegati probabilmente da parentela o dalla volontà di manifestare una forma di relazione. La massima espansione si osserva per i secoli VI e V, momento di probabile boom demografico del centro preromano, con una successiva rarefazione delle sepolture a partire dal IV secolo a.C. Il rito della cremazione risulta esclusivo con deposizioni nella semplice fossa, in cassette di legno o di lastre di pietra. Dalla fine del III secolo a.C. la necropoli attraversa un periodo di degrado, provocato da condizioni ambientali instabili e dal dilavamento dei pendii, che determina la copertura delle tombe e il deterioramento dei tumuli. Nuove sepolture vengono impostate sopra alle coltri colluviali, ma con minore concentrazione. Vengono introdotte nuove modalità di deposizione, come le sepolture in anfora o in cassetta di tegole. In età romana la necropoli vive un incremento delle sepolture senza tuttavia raggiungere l'espansione del periodo preromano. Sono ancora in uso le tombe plurime e la riapertura delle cassette. I resti cremati vengono deposti negli ossuari entro fosse, cassette littiche o di tegole e in anfora, ma è documentata anche la cremazione indiretta in tombe alla cappuccina e diretta in grandi fosse rettangolari, detti busta. L'incontro di oggi, così come gli allestimenti a est e a Montebelluna, rappresentano le tappe di un processo più ampio finalizzato allo studio di questa necropoli che sempre più si sta delineando come una delle realtà emergenti nel panorama della protostoria locale. Per questo vogliamo condividere con la comunità scientifica e con tutte le persone interessate il continuo sviluppo degli studi fino ad ora svolti in un'ottica di condivisione e di confronto. E questo porta appunto alla condivisione dei nostri risultati finora ottenuti con la giornata di oggi e con tutti i contributi che sentiremo. Sì, certo. Ecco, scusate, mi inserisco per tanto ringraziare per le belle parole che sono state dette nei confronti del Museo Civico e per porre l'attenzione sulle due direttrici del Museo Civico di Montebelluna, a cui dobbiamo anche diciamo, lo stile di lavoro, tutto quello che stiamo portando avanti. Allora, Monica Celi al momento non è presente, ma arriverà in tarda mattinata, quindi già l'annuncio. E però io saluto Patrizia Manessi, che è la prima che è qui tra noi e che insomma con cui è nato il museo nel 1984 e insomma questo va ricordato. Grazie. Allora, grazie a queste relatrici per le parole per il museo, ma soprattutto per averci fatto vedere molto brevemente. Hanno anche risparmiato 7 minuti, lo sottolineo, a loro onore, per averci fatto vedere quanto lavoro ci sia. Hanno cercato di mettere in luce molto sinteticamente quanto lavoro ci sia dal momento della scoperta, dall'esercizio della tutela, poi alle forme del restauro, al coinvolgimento di tante persone a carattere interdisciplinare che sono oggi indispensabili per lo studio di un contesto archeologico e per poi progettare una valorizzazione. Oggi è una parola molto usata, questa valorizzazione, comunicazione, ma quello che vorrei dire è che il progetto di valorizzazione, tutti i progetti di valorizzazione che ho conosciuto qui a Montebelluna sono lontani da quella spettacolarizzazione di carattere giornalistico che oggi va molto di moda per alcuni siti. Sono una comunicazione e una valorizzazione vera, di contenuto e, come dire, capace di coinvolgere, come abbiamo visto anche nelle attività con i bambini, nelle attività di Via Cinemandria. Quindi di tutto questo dobbiamo ringraziare il museo e ringraziare le relatrici per avercelo illustrato con tanta chiarezza.